Dall'Unione Ladina d'Oltrechiusa sono Daniele Lucia Petito, presidente di questa associazione culturale che ha come scopo la salvaguardia della lingua e della cultura del nostro territorio. Al nostro territorio le parte da San Vito, Borcia e Guodo. Uno degli obiettivi più importanti di questa nostra associazione è salvaguardare appunto la storia del nostro territorio e per questo facciamo attività diverse, dalla partecipazione a attività alla scuola, alle corse di ballo, a corse di teatro, a scrivere sul nostro giornale e cura su con una commissione apposta che si chiama Commissione per il Vocabolario tutti i nomi dei nostri luoghi e i nomi del modo di dire. Fra gli altri compiti è anche quello di tramandare alla generazione che viene al sé dei nostri vecchi. E per questo lavoro ho fatto una grande attività, ho fatto il lavoro del bosco, anche se vedeva l'attività dei boscadori, ho fatto il lavoro dei pastori, anche se smontea la Fedes, ho fatto anche un lavoro importante sulla storia del nostro territorio, che era la pubblicazione di DVD sul Quelonde Mondiale. In questi anni ho fatto anche un lavoro straordinario per la regola di San Vito, ho curato tutta la toponomastica e la microtoponomastica del territorio di San Vito. Anche lei non fuori un grande nome che si è perso e che la gente non sa più anche chi era, soprattutto la generazione che le noi di adesso, ma non solo. Anche chi della generazione di Medo, questi nomi non li ha mai sentiti e anche i posti non li ha quasi mai frequentati. Un'altra attività importante ho fatto questa pubblicazione dei 10 anni del nostro suoi, che ho messo tutte le pubblicazioni per non smentirsi dei primi 10 anni. E di questo giornale scritto con la nostra grafia, che dopo la Commissione parlerà anche di questo lavoro che così, c'è stata lavoro importante sui nomi, sul modo di vivere di nota, sulla piante, sui fiori, sulle ricorrenze religiose e sulla nostra tradizione. E anche sulle leggende del nostro territorio. Con la scuola sono imbastito su dei corsi di ballo per chi riede, che dopo con chi si riede, chi più bravo, ho fatto un gruppo che si chiama Chi riede Oltrechiusa Ladina, che fa i balli tradizionali. E a chi si riede che così ho fatto anche una rivisitazione dei nostri vestiti dalla festa per adattarli a chi riede e chi ha partecipato a diverse manifestazioni sia qua sul nostro territorio che fuori del nostro territorio. Ho fatto anche un teatro che si chiama Titian il Divin Pittore, le sta presentata sia a San Vito che in Comelico e sono state anche invitate a Venezia e il Teatro dei Frari. È stata un'esperienza importante sia per noi che hanno accompagnato chi riede che per chi riede che ha fatto questa rappresentazione teatrale. Da più di 10 anni sono laureato con la Commissione per il Vocabolario, imbastita su già dal professor Giuseppe Belli di Toful, e anche un gruppo di persone che le 10-12 le si chatta ogni settimana e caricata anche 2 volte alla settimana per curare su tutti i vocaboli che noi vade persi i vocaboli in ladino. E adesso questa commissione vi parlerà al Presidente Io Belfi di chi del Longo da Guodo.
Intanto un gran marzè che si nude cane città intorno al nostro tavolo del lavoro, vero? Case chatton un per da San Vido, un per da Godo e un per da Borcia, qualche volta qualche d'un de P. E sono da ora avete insieme sto dizionario e cercano veramente di fare una roba pulito, vero, che sia un lavoro ben fatto, proprio da guardare che non vada perduto nia, vero. Che se c'è con la parlata, che non presente la parlata di tutti i paesi, che sia di Godo, che sia di San Vido, di Borcia, vero? Perché ogni paese ha una parlata con la propria caratteristica e questo tiene presente. E anche tiene presente tenendo da conto anche un team della nostra storia. Il dizionario la da essere un insieme di roba, di storia, di cultura in generale, di roba che non ha da di perduta. Allora, sono ruata la parola boccaletto, al plurale le boccalette, la parola maschile, quello di mughetto. Ecco, a questo proposito, con la perché mi risulta che ogni paese, Godo, Borcia, San Vido, Vinego, le 4 parole diverse per dire la parola mughetto. Arcangelo, tu che ti sai spiegare tutte queste robe qua, come dici a San Vido? A San Vido al mughetto si chiama Margareta, perché anche una località si chiama Chiesa la Margaretes. Ecco, a questo proposito, come chi la Borcia, perché in cui chi dove gli dice mughetto, ma chi invece dice dove sicuro su 4 Margaretes. A Godo è un'altra parola. Sì, un'altra boccalette, diciamo. Diciamo i boccalette. Ogni paese ha la parola con la sua caratteristica. Perché non ti sa la differenza che lei sul pan de cuco. Che sia il pan de cuco di chi la Borcia, chi la Godo diciamo il coconas. Pan de coconas. Pan de coconas. E a pei pan de cucanas. Ancora pedo. Vuoi ricordare che noi pica con noi altri a lavorare intorno a questa tavola per il dizionario, Beppino de Chi de Toffol, il professor Beppino de Chi de Toffol, Mariano de Chi de Donin e Mariano Moneghin. E dopo una parola anche per il professor croato che hanno stato oggi col nostro lavoro. Io sono Marco Moretta da PEI e lavoro nella commissione del vocabolario per fare un lavoro praticamente di sintesi del vocabolario che è stato fatto 30-40 anni fa da Vincenzo Menegusta Tamburin e nosaltres dovremmo come base e riveduto dal professor Belli Giuseppe da San Vido. Siccome Pino Belli è morto nel 2000 e l'ha lasciato un floppy disk con le sue osservazioni con tanta roba, noi avevamo approfittato di questo lavoro, di questo mestiere e l'avevamo mettuto il computer mettendo in confronto sul computer la versione di Vincenzo Menegusta Tamburin e quella di Pino Belli. In più, la discussione che facevamo insieme, betonite le parole nuove che magari non le era prima o perché le del linguoi o perché si aveva smettita a beteles o perché le zatton per confronto su teste invece che avevano che confrontò tesi di laurea invece e così e facevano una revisione completa di quel che è al vocabolario. Allora questo ne porta via senz'altro un certo tempo, però in fuori una roba che ne dà una grossa soddisfazione e penso che le serve veramente. Betonite anche argo dei toponimi e betonite specialmente i proverbi e i modi di dire della gente, in modo da poter salvare che magari ogni dì non si dice, però si può consultare e specialmente per esempio per chi ride della scuola un altro dì può essere una roba utile. Così con queste 4 parole vi dico che se vedrò un'altra volta da cada 2 settimane a parlare in de più sull'Unione Ladina e sul vocabolario. Sani.